Il Garante nazionale dei diritti delle persone private e della libertà boccia l'utilizzo della nave Moby Zazza, a bordo della quale c'erano 232 immigrati in quarantena. La nave si trova nelle acque territoriali della costa agrigentina, non rimane ancorata in maniera stabile e al bisogno si muove verso Lampedusa per recuperare persone da eventuali sbarchi. Su tale funzione, operata con persone già a bordo provenienti da precedenti sbarchi, il garante, si legge nel bollettino diffuso nelle scorse ore, non può che esprimere la propria perplessità, considerando che si tratta di persone già sottoposte a percorsi migratori in tutto o in parte via mare, nella quasi totalità dei casi in condizioni di pericolo e di disagio. Quindi mantenere i migranti in mare dopo che hanno rischiato la vita per attraversarlo sarà oggetto di discussione per il Garante nazionale dei diritti delle persone private e della libertà con le autorità responsabili. Intanto sono 106 migranti ospiti della nave di quarantena Moby Zazza che hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria. Arrivato l'esito dei tamponi rinofaringei, risultati negativi, i migranti sono stati trasferiti in un centro d'accoglienza. E si registra l'ennesima fuga dal centro d'accoglienza di Siculiana. Il Villa Sicania, commenta il sindaco Leonardo Lauricella, non è una struttura idonea né sicura e per questo provoca gravi preoccupazioni in tutta la comunità.